Resta sotto sequestro la nave Mare Ionio dopo un interrogatorio fiume da parte degli inquirenti all'armatore di Mediterranea. All'uscita però, bocche cucite, nessuno parla, nessun commento ufficiale, nemmeno via social. Il veneziano Beppe Caccia è indagato in qualità di armatore per il sequestro preventivo della nave Mare Ionio, che giovedì scorso aveva salvato 30 migranti in acque libiche ed è stato interrogato a lungo dai magistrati. Sotto torchio per ore, da quanto si è appreso, ha risposto a tutte le domande, ma poi all'uscita nessun commento ai giornalisti. Caccia, dal canto suo, ha sempre ribadito una grande fiducia verso la Procura di Agrigento che sta seguendo l'inchiesta. Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo sono arrivati a Lampedusa proprio per seguire il caso da vicino, visto che è molto delicato. Solo Caccia è stato però al momento interrogato. È stato infatti rinviato l'altro interrogatorio previsto in giornata, quello del comandante della nave Massimiliano Napolitano. I PM hanno acquisito anche alcuni documenti ed email sui quali l'indagato ha fornito spiegazioni e chiarimenti. Nel frattempo, il personale della tenenza della Guardia di Finanza di Lampedusa e il nucleo di polizia economico-finanziaria di Agrigento stanno portando avanti l'attività investigativa delegata. I reati ipotizzati indicano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la violazione di alcuni articoli del codice della navigazione. Mediterranea invece ha sempre ribattuto di essere fermamente convinta di aver agito nel pieno rispetto dei trattati internazionali.